San Paolo, città nel cuore del Brasile, sorta come per incanto in pochi anni dove prima era la foresta, il mato impenetrabile e selvaggio. Possiamo dire che San Paolo è esplosa, si è sollevata di prepotenza con le sue centinaia di grattacieli, si è destata di colpo con il suo muggito di città giorno e notte vivente, prepente, giovane. La città è talmente piena di contrasti che il visitatore ne è a tutta prima sbalordito. Alla vita meccanica del cuore della città fa contrasto quella retrograda dei villaggi negri. Nell'aria di questi luoghi c'è un vibrare strano e concorde di onde sonore che si determina a volte in una scherzosa orchestrina improvvisata. Ma c'è qualcosa di più profondo. Addentriamoci nel villaggio, scivoliamo di casa in casa come ombre ed ascoltiamo. Può sembrare il battito febbrile ampliato da echi sonori del sangue nelle vene, nelle orecchie. Il sole scivola lentamente dietro la barriera delle colline. L'aria è agitata da un... È come se una primordiale paura scenda sul villaggio con le ombre della sera. Ecco, ora il richiamo si fa più distinto. Mondo. Si inizia con un preliminare ballo simbolico in cui si notano due tipi di costume stabilito dalla danza. Quello a fiori multicolori che rappresenta la gente, la folla, gli uomini con i loro multiformi caratteri, i loro cuori, le loro colpe, e quello bianco delle danzatrici ispirate, delle sacerdotesse, possiamo dire, del rito, che offrono il loro corpo e il loro spirito ad Eishu. Perché Eishu, alla fine del rito, sarà in esse soltanto, e nei pochi istanti della sua permanenza sulla terra, parlerà per le loro bocche con parole tronche sul futuro della vita umana. Ora la danza si fa effettivamente rito. Le donne dalle vesti multicolori scacciano con ampi gesti delle loro gonne gli spiriti del male che, come sempre, si sono annidati intorno al grande cerchio dove dovrà discendere Eishu. Ora esse siedono ai margini del cerchio magico e le tre danzatrici, care al grande spirito, incominciano a prodursi nelle figure rituali. Questo è il ballo della pantera, del nero felino cacciatore notturno che esprime l'invidia, il feroce odio, la subdola mancanza di pietà. Poi il ballo del pavone, della bellezza fredda, della superbia e stupidità insieme. Quindi il ballo del gallo, del combattente, dell'orgoglio. Il ritmo si fa sempre più forte, come un grido che salga dalla terra, come un convulso agitarsi in legami inscioglibili. Ed ecco l'uomo, colui che sa, che non imita il ballo della pantera, del pavone o del gallo come le donne, ma che è lui stesso insieme tutti e tre gli attributi. Egli ora guida la danza. Eishu, grande spirito, scendi tra noi. Vieni nel cerchio, nel magico cerchio. La danza è frenesia ora, avanti e indietro in una folle agitazione che è paura e vuol vincere la paura. Silenzio, Eishu è tra noi.
Solo l'alba, il sole nascente, potrà allontanare l'incubo e ricacciare Eishu nella foresta.